partite le cadette per loro 3 giri piccolo, medio. Ovviamente per la federazione che si muove ai calendari europei, la categoria cambia dal 31-12, quindi ultime Peser. Quindi 500 metri del percorso coperti, poi giù e giri di 700 metri, quindi tra pochi istanti li vedremo ancora. Bella gara, possiamo vedere tanti passaggi, quindi possiamo vedere anche qui nella zona di partenza e di attivo l'evoluzione della gara stessa. Dai, brava Nico, tieni così, dai, via, forza Niki, dai Alice, via. E allora adesso il secondo difficile per la prima posizione, abbiamo visto Marta Tecnoni allenata dall'amico Saro Naso Bergamo, ovviamente dovrebbe involarsi come da pronostico sempre di più nel proseguo della gara, ma dietro vediamo qualcosa di nuovo, vediamo cosa si sta evolvendo. Eccole qua, ormai le ragazze le vediamo allontanarsi sempre di più e poi dicevamo rientro, zona del ponticello per Zenoni. Qui sta, ripeto, rendendo più interessante la gara, la vediamo tutta, praticamente stanno prendendo di comodamente. Vediamo anche che è arrivato anche Luca Pezzoni, giornalista del Radis, chiederemo qualcosa a lui poi sulla gara dei grani, ho visto qualche giorno fa in cui presentava proprio la battaglia, la qualificazione agli europei, quindi chiederemo magari qualche impressione che sia lui. La posizione c'è stato un avvicinamento, Barbara Weber è stata sostituita. Laura Rispeser, eccole qua che stanno allungando le atlete il percorso, vediamo anche Alessia Padiglia passare, vediamo anche col 4,87 Agnese Sartori per gli ultimi 700 metri di gara. È annunciato il protagonista, è mancato il duello con Nadia Patocchetti e questo sinceramente ci dispiace, sapremo poi le condizioni di Nadia, se faranno in stagione o qualcos'altro, vedremo comunque Nadia Patocchetti altre occasioni. E intanto applauso Marta Tenoni da sola al traguardo con estrema facilità, e adesso vedremo l'arrivo ovviamente della seconda, sarà sicuramente all'arrivo per la seconda posizione, sembra tenere Zambolini, per la terza posizione, gran volata di Alice Tenari su Nicole Menapace, poi Linda Palumbo, e a seguire dall'altro agile Lucrezia Palma, il traguardo delle cadette, o meglio il podio delle cadette. Ora arrivi ovviamente per la categoria cadette, le ultime chiamate, e qui ovviamente gara importante, tanti atleti iscritti, 40 atleti, quindi cambiamento finaliste, poi vedremo ovviamente nel proseguo della gara chi saranno quelli che gareggeranno e saranno le migliori.